Un Sassuolo molto intelligente, intelligente perché era una partita da affrontare con grande intelligenza e la squadra in campo è riuscita a ottimizzare quei pochi spazi che l'avversario poteva concedere, quindi è stata un'ottima partita. Essere protagonisti fino alla fine è un aspetto molto positivo, intrigante e quindi molto entusiasmante. Non c'è una regola base, non c'è una regola che ti fa vincere, sono altri ingredienti, altri componenti che portano una squadra ad arrivare fino in fondo e questo è il bello di questo sport. Un avversario che avrà voglia sicuramente di rifarsi, anche perché la posta in palio sarà altissima, ma è altissima anche per noi, quindi sicuramente una bellissima partita come ultimamente se ne vedono sui campi di Serie B. Le energie del Sassuolo sono tante perché tanto è l'entusiasmo e l'entusiasmo genera tanta energia, quindi i miei giocatori sono carichi. Vale di più quella con Livorno perché è la prima che dovremo affrontare, quindi quella con Livorno sarà una partita molto delicata, importante perché arriva prima di tutte le altre e vedremo se saremo ancora bravi ad affrontarla con la giusta testa, con la giusta mentalità e con tutti quei requisiti che fino ad oggi ci hanno fatto fare tanta strada.